Buongiorno a tutti, sono Diego Bellone, volontario di Legambiente. Oggi ci troviamo nella città di Bassano, in provincia di Vicenza, per effettuare il rilevamento della qualità dell'aria e delle PM10. La temperatura è discreta, intorno ai 15 gradi, il cielo è terso e l'aria è ferma. Abbiamo un contributo legato sia al traffico che, data la stagione, anche alle particelle polliniche rilasciate dalle piante. Vedremo quali saranno i risultati alla fine della giornata. Faccio parte delle organizzazioni, insomma, del gruppo dei genitori che hanno organizzato il Piedibus Canova, che è il Piedibus appunto che appartiene alla scuola Canova, e è un progetto che è partito nel 2008, scusate, subito dopo la Dunata degli Alpini, e che adesso vede partecipare ogni giorno. Ci sono iscritti circa 100 bambini, che è diciamo già un buon numero, visto che i bambini iscritti alla scuola sono 360. Vede 40 genitori accompagnatori. Il Piedibus Canova ha 4 linee che si distinguono per colore. Poi adesso non ci sono le condizioni per la quale i bambini possano andare in piena autonomia. L'obiettivo, cioè l'ideale, sarebbe creare queste condizioni, cioè fare in modo che ci possano essere dei percorsi dedicati a loro, in cui possano andare anche da soli a scuola. Bassano sta già cominciando ad attivarsi, perché è già partito la scuola elementare il 25 aprile e adesso stanno facendo delle riunioni anche al Pascoli, un'altra scuola elementare, per vedere di organizzare, per cui speriamo che sia come un'epidemia benefica, che si trasmetta con un contagio attraverso appunto l'esempio e il fatto di vedere gli effetti positivi poi sui bambini e sulle famiglie e sull'ambiente. Mario di Legambiente, mi sto occupando da 10 giorni ormai sull'asfalto, così come la presione dei freni, sono tutte quante... Ciao a tutti, io sono Giampaolo Bordignon, sono portavoce del neonato circolo di Legambiente di Bassano. Ci siamo costituiti qualche mese fa, in novembre. Siamo nati sulla scia un po' dell'attività che abbiamo svolto l'anno scorso in occasione della campagna per il referendum contro il nucleare, e da lì ci siamo accorti appunto che a Bassano non c'era, mancava insomma il circolo di Legambiente. Abbiamo deciso di costituirci e abbiamo deciso di aderire alla campagna malaria proprio come primo evento di uscita pubblica, anche un po' per cominciare a far conoscere la nostra presenza sia nel territorio ma anche nei confronti dei media e dell'amministrazione, proprio perché vogliamo cominciare a dare un segnale sul fatto che secondo noi bisogna cominciare a pensare a comportamenti di vita più sostenibili nei confronti del nostro pianeta. Bassano, devo dire che fortunatamente, essendo che è allo sbocco della valle della Valsugana, c'è sempre un po' di aria, quindi l'aria è da considerare abbastanza buona, però ci sono dei punti critici in cui confluisce il traffico e abbiamo puntato un po' a rilevare la quantità di polveri sottili davanti alle scuole, proprio per il fatto che c'è questa tendenza a portare i bambini proprio con l'auto davanti alla scuola, aumentando proprio questa presenza di polveri sottili. Infatti già la macchina, il dispositivo di rilevazione dava dei livelli in certi punti anche abbastanza alti. E adesso siamo qui nel punto più critico di Bassano, dove c'è un imbottigliamento di macchine e dove ci sono due scuole, le medie alla mia sinistra e le elementari alla mia destra, per poter vedere ai livelli, nel momento cruciale del traffico, quant'è la potenza delle polveri nell'aria. Si
siccome questo è un grosso problema per le grandi città, anche noi pensiamo che poi ci risulterà utile per portare anche le nostre proposte all'amministrazione comunale. Bene, siamo arrivati alla fine di questa giornata di rilevamenti della qualità dell'aria a Bassano. Abbiamo potuto rilevare situazioni sia non molto felici rispetto all'inquinamento, ma anche tutto sommato abbiamo visto che la qualità dell'aria a Bassano non è proprio così male, a parte appunto qualche picco proprio di fronte ad alcune scuole. La giornata ha previsto inizialmente un affiancamento a un servizio pedibus per dei bambini delle elementari, poi abbiamo effettuato un campionamento di fronte alle stesse scuole elementari. Successivamente ci siamo spostati verso il centro della cittadina e abbiamo fatto una breve presentazione a 2 classi di un istituto per geometri. E per finire abbiamo concluso i nostri campionamenti sul corso principale di Bassano, dove la viabilità forma una sorta di imbuto e quindi vanno a confluire tutte le auto dirette da una parte all'altra del fiume Brenta. In quest'ultimo punto abbiamo registrato i valori decisamente più elevati di concentrazione di PM10, ci siamo girati intorno ai 70 microgrammi su metro cubo. Per il resto c'è da dire che grazie alla fortunata posizione geografica di Bassano la qualità dell'aria non è tra le peggiori del Veneto, anzi in periodi non di punta di flusso di traffico si sono registrati valori di qualità dell'aria abbastanza buoni, con concentrazioni di PM10 di poco inferiori ai 40 microgrammi su metro cubo.